Parto naturalmente dalle presentazioni: alla mia destra Francesco De Sandre e alla mia sinistra Francesco Aneloni. Sono naturalmente l'anima di Arcella Bella, insomma, gli organizzatori insieme ad altri, ok? Non togliamo lustro a nessun altro di questo fantastico evento. Uno dei tanti eventi che, come dicevate dallo studio, caratterizza l'estate 2022 patavina, quindi di Padova. Vado velocemente a enunciare quali sono le altre possibilità, naturalmente per tutte le tasche, per tutte le età, e dopo ci concentriamo su Arcella Bella. Partiamo con ricordare che c'è al momento la possibilità di ascoltare buona musica e anche dei talk molto interessanti al Pride Village, oppure ci sono i giardini dell'Arena dove poter sorseggiare durante la sera, ci sono anche lì degli eventi ed è un luogo veramente centrale per Padova. I Navigli, anche lì l'occasione per incontrarsi tra giovani, tra ragazzi e magari sorseggiando qualcosa. Vi ricordo anche, si trovano in zona Piovego, quindi al Portello, oppure il Parco della Musica, anche questo è un luogo centralissimo, buon cibo e tante tipologie differenti di eventi. Di recente c'è stato il mondo orientale, quindi il mondo del Giappone, ma c'è tanta buona musica, tanti concerti, oppure musica e divertimento anche allo Sherwood Festival nei pressi dello Stadio Euganeo, le staffe che si trovano presso l'ippodromo, l'ex ippodromo di Padova, anche lì c'è tanta buona musica, del cibo e la possibilità insomma di fare incontri, il chiosco Villa Barbieri per gli amanti insomma della musica e per chi insomma ama un altro tipo di musica magari un po' più impegnata, vi ricordo anche il Castello Festival, che però quest'anno nella sua nuova edizione, quindi 2022, si è trasferito per motivi di restauri presso il Castello dei Carraresi in Piazza Eremitani e alcuni eventi invece verranno vissuti a Palazzo Zuckerman. E torniamo a noi con Arcella Bella. Allora, partiamo subito da spiegare che cos'è questo festival, questa voglia di strappare magari alcuni luoghi del quartiere, un quartiere un po' discusso a volte anche a causa di eventi non piacevoli, che ha tutta un'intenzione, una voglia invece di rifiorire e di nascere. Sì, intanto preparatissimo sugli eventi di Padova, complimenti, Me non lo è mancato auguro. neanche uno. Allora, Arcella Bella è l'estate aperta del Parco Milkovic, quest'anno siamo arrivati alla quarta edizione. Fondamentalmente è una rassegna di iniziative che abbiamo organizzato poi in rete con tantissime altre associazioni in realtà del territorio per cercare di dare una vasta gamma di possibilità e insomma, di opzioni diverse durante l'estate per tutti i gusti. Abbiamo proprio costruito nel bando che abbiamo scritto per la gestione del parco ormai 4 anni fa, abbiamo costituito una rete di associazioni che propone diverse cose e quindi durante l'estate quest'anno abbiamo iniziato a fine aprile fino a metà di settembre, tutte le sere, tutti i giorni si può partecipare a delle iniziative gratuite all'interno del parco. Francesco, ho detto bene, perdonami se ti interrompo, è comunque alla base di queste insomma, iniziative c'è la voglia di riprendersi il proprio territorio. L'Arcella, dicevo in questo cappello introduttivo, purtroppo a volte è interprete di notizie che non fanno bene a Padova e soprattutto a questo splendido quartiere e quindi avete deciso di riappropriarvi del territorio. È così o sto No, sbagliando? è sicuramente così, il nostro è un progetto di rigenerazione urbana a tutti gli effetti, noi crediamo che i luoghi vadano vissuti per combattere quelle che poi possono essere le problematiche di sicurezza e la nostra presenza al parco ha sicuramente aiutato in questo senso. Dopodiché io devo dire sinceramente, negli ultimi soprattutto 2 anni poi ci sono le polemiche, sappiamo, però noi viviamo un parco tranquillo, un parco sicuro. L'Arcella sta crescendo ed è Viviamo molto migliorata la sì, un situazione quartiere sicuramente. che, per quel che abbiamo modo poi noi di vedere, nella nostra piccola parte di gestione, non abbiamo la pretesa ovviamente di parlare per tutti, però non abbiamo riscontrato nessun problema. Bene, questo è bello sentirvelo dire. Qui avete creato una struttura stupenda. Io chiedo anche al nostro operatore in questo frangente se può spaziare con le inquadrature e mostrare l'ambiente che avete creato. Un ambiente creato appositamente per che cosa? Eventi, musica, buon cibo?
Francesco. Eventi, musica, buon cibo e non solo. Questa è un'area del Parco Milkovic che è la più nuova, perché in questo momento è stato inquadrato il cavalcavia più recente dell'Arcella, che è l'Arco Blu. E poi si è ottenuta, ma parlo di molti anni fa, quest'area è stata bonificata e all'epoca si è pensato di renderla in qualche modo un semicerchio, idealmente concepito per ospitare eventi. Se sei veloce, ci guidi per favore in un rapido tour di questi, almeno i primi 3 luoghi che riusciamo così a vedere. Ad esempio qui alle nostre spalle, Francesco, che cosa avviene nel serale? Vedo delle bellissime installazioni, insomma, per la luce, vedo dei tavolini, anche se semplici, molto caratteristici e belli, vedo una location che colpisce con appunto il logo, il marchio di fabbrica, mi verrebbe da dire, Arcella Bella. Beh, l'arredamento è semplice ma efficace e abbiamo quest'area in cui ci troviamo è l'area chill out, quindi l'area dell'aperitivo e della tranquillità, anche l'area di quelli un po' più giovani, e sono stati creati degli omaggi anche all'arredamento nordafricano con insomma, quest'anno, poi negli anni si cambia, con degli sgabelli, dei piccoli complementi d'arredo importati. Bellissime le luminarie, sono le prime che mi hanno colpito addentrandomi proprio negli spazi del vostro Parco Milkovic. Avviciniamoci invece qua se possibile, perché vedo moltissimi tavoli e due o tre insomma tensostrutture, dei gazebo, insomma penso siano dove magari si mangi qualcosa, dove insomma un'area ristoro, dico bene? Chi mi spiega tra voi? Sempre tu Francesco. Allora, tra l'altro a quest'ora ovviamente l'area non è occupata perché l'evento apre tutti i giorni dalle 18 e tutte le serate sono libere, sono gratuite, durante i concerti è chiesta eventualmente un'offerta libera, ma tutto assolutamente libero. E come hai potuto giustamente anticipare, questa è l'area della cena, cioè qui dalle 18 alle ma cosa 9:30, mangio qui da voi? ci sono tante cose da mangiare, quindi sicuramente tutti i giorni provo un po' a riassumere da quelli che possono essere degli antipasti freschi di stagione alla cucina veneta, piatti tipici veneti e anche dal mondo, e in alcune giornate speciali facciamo anche degli eventi tematici, anche etnici, dopodiché c'è la pizzeria e la pizza si sa accontenta tutti quanti. Esatto, avvicina tutti la pizza in tutto il mondo. Ho notato, se i miei occhi non mi ingannano, un palco, quindi una zona credo artistica, una zona dove appunto si esibisce, che ne so, la band di turno. Io ho visto nel vostro sito arcellabella.com, se non sbaglio, quindi andate a curiosare, ci sono tantissimi interpreti della musica e qui c'è una location anche qui molto bella, curiosa, particolare, con le sedute ricavate proprio dai covoni di paglia. Francesco. Okay, un altro Francesco, uno dei due Franceschi, prego, allora, spiegami questo è il cuore pulsante di Arcella Bella, perché è in qualche modo lo spazio in cui vengono proposte le attività culturali e musicali più importanti. Quest'anno la grande novità è che abbiamo voluto mettere questa tensostruttura che ci permette di ospitare anche la platea al riparo in caso di piccoli eventi atmosferici, esatto, che ogni anno sono il grande problema di chi organizza i concerti, perché a volte bastano 2 gocce di pioggia per creare appunto il disagio. Qua ospitiamo da concerti internazionali, concerti locali, insomma eventi di vario genere. Oggi vedi che ci sono ancora queste sedute di paglia perché ieri è stato organizzato un talk ad esempio, e quindi questo spazio multifunzionale può essere utilizzato sia per gli eventi live che poi magari per dei talk, delle riunioni, delle cose di questo genere. Francesco, mi raggiungi per appunto un calendario in velocità e poi io vi ringrazio e cedo nuovamente la linea allo studio. Quindi cosa possiamo godere nei prossimi giorni? Beh, allora intanto è difficile in pochi secondi riassumere 142 giorni di iniziative. Parto da questo fine settimana. Sì, claro. Allora, noi il venerdì, il sabato e la domenica storicamente sono i giorni della musica, ma non solo, quindi avremo un concerto di musica brasiliana, avremo gli Art Decor, che sono un super gruppo italiano e anche internazionale, tra cui figurano Giulio Ragno Favero e Adriano Viterbini, degli amici che saluto e che non vedo l'ora di ospitare su questo palco. E tra i concerti ci saranno comunque anche altre iniziative. Facciamo un talk dedicato alla tecnologia, blockchain, NFT, il rapporto con la musica, quindi ancora la musica che ritorna, e questo solo questo fine settimana, e non ho neanche riportato tutti gli eventi che sono disponibili su Biglietteria qui in loco? Biglietteria assolutamente assente, perché tutti gli eventi sono a offerta libera. Quindi questa è una cosa che noi offriamo e anche chi organizza gli eventi con noi ci tengono
vengono ad offrire liberamente alla cittadinanza, ma non solo, fine settimana soprattutto viene gente anche da fuori provincia. E non è poco, insomma, quello che fate, chiamare artisti di questo calibro, insomma, e andare a offerta libera. Ho notato anche che ci sono degli orti urbani, un'area veramente riqualificata e stupenda. Ci sono, adesso magari non li vedete, ci sono anche dei ragazzi che chi insomma utilizza il proprio PC per smart working, non lo so, adesso immagino, e chi semplicemente sta facendo una pausa dagli esercizi sportivi. Se non ci sono ulteriori domande dallo studio, io ringrazio Francesco De Sandre e Francesco Aneloni. Grazie.